Rientriamo in questo studio ideale dedicato al quarto meeting della bioedilizia. Siamo ancora a Possagno. Dicevamo che 19.200-300 circa aziende nella provincia di Treviso lavorano nell'edilizia. Diciamo fuori dall'agricoltura, su 5 aziende una lavora in questo settore. C'è crisi, c'è un rallentamento, ma proprio dalla bioedilizia si cercano nuovi stimoli, nuova linfa, nuove possibilità e opportunità. Abbiamo raccolto alcune testimonianze sia dal mondo tecnico ma anche da quello istituzionale. Sentiamole. Beh, diciamo che questa è una edilizia per il benessere dell'utente e per quanto riguarda la compatibilità invece ambientale. È un'edilizia di tutto rispetto per chi vuole veramente investire nella propria casa. Sempre più riordino, riorganizzazione, ristrutturazione, utilizzo di patrimonio edilizio esistente e nel momento in cui si fanno queste operazioni andare verso una qualità degli edifici diversa e quindi la bioedilizia diventa un settore strutturalmente importante. Gli interventi sono di vario genere, iniziative a carattere diffusorio nei riguardi della materia, ma ci sono anche interventi finalizzati a finanziamenti. Il primo anno, nel 2007, sono stati stanziati 1 milione di euro, il secondo anno, il 2008, l'anno scorso, 1,5 milioni di euro e anche quest'anno c'è un altro 1 milione di euro da distribuire sia a pubblici che privati che anche a società del settore. Diciamo una casa media di 100 metri quadri può essere sul solare termico un investimento di non più, quindi per l'acqua calda sanitaria, di 4-5 mila euro che si recuperano da soli in massimo 4 anni di esercizio. Sul fotovoltaico parliamo di cifre intorno ai 10.000 euro, però che a fine dei 20 anni di contributi hanno raddoppiato il costo di investimento, quindi non solo c'è un rientro, ma c'è un guadagnare dall'attivazione del fotovoltaico o della geotermia o delle biomasse, cioè tutte le rinnovabili che producono energia elettrica godono del contributo del conto energia. Bene, ringraziamo questi ospiti, ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi ancora bioedilizia con le conclusioni dell'ultimo lancio. A tra poco. 11 ottobre, segnate bene questa data perché Treviso prepara una sfida al mondo. Il macellaio Bruno Bassetto insaccherà la salamella più lunga mai realizzata. Ma che cos'è questa sfida? Lo abbiamo chiesto al vicepresidente della Regione Veneto, Franco Manzato. Un modo per promuovere il nostro territorio, ricordando che consumare i prodotti veneti, i prodotti trevigiani in questo caso, come la salamella, è una garanzia di qualità per i consumatori. E allora Bruno, quanto lunga sarà questa salamella? Vediamo di raggiungere i 7 chilometri per portare ancora più in alto il nome della provincia di Treviso. Si parla di una fornitura di 35-40 quintali di carne e poi che accadrà a tutta la salamella realizzata? Questa carne viene venduta e poi una parte del ricavato viene dato a 2 associazioni del volontariato di Treviso. Un record che non sarà fine a se stesso dunque, ma anzi carico di valori, come ci spiega il vicepresidente della Regione Veneto. Noi pensiamo però che non è solamente il lancio di un prodotto di qualità territoriale, ma è anche un impedire che carne che non ha nessun tipo di rintracciabilità e nessun tipo di qualità provenga dall'estero nelle nostre tavole, quindi diamo un fattore di garanzia in più al consumatore. Un'occasione importante per riflettere anche sul ruolo che il suino aveva e da tutt'oggi nella vita economica del nostro paese. Ai nostri microfoni il ministro Luca Zaia. E direi che è anche l'occasione per ricordare non solo la produzione della materia prima, che è quella del suino, e quindi la volontà di ricordare questa produzione eccezionale che abbiamo a livello nazionale, ma anche l'arte della macelleria e quindi tutto quello che è rappresentato dai norcini, che per noi è una realtà identitaria irrinunciabile, per cui dietro alla produzione, e questo è quello che dico ai consumatori o chi andrà a vedere, dietro a questa mega salamella si veda poi la nostra storia, cultura e tradizione. Senza i norcini non avremo la salamella, non avremo i salami, non avremo una parte della nostra storia enogastronomica, definiamola così, perché poi ci sono anche i vini dentro nella carne e anche fuori. 10 e 11 ottobre, appuntamento sulle mura di Treviso dunque, a Porta Santi 40 per tifare alla salamella più lunga del mondo e acquistare la salamella della solidarietà. Una manifestazione che ci auguriamo possa avere successo e perché no, che possa aprire la strada ad altre iniziative. Parola di Luca Zaia. Io direi che si potrebbe fare tutti gli anni una lavorazione in piazza
della carne di maiale trasformata in salami, anche perché poi, per far capire che se stiamo chiedendo ad esempio una tutela massima alla soppressa IGP e il Ministero sta lavorando per questo, c'è un motivo, che è il motivo della storicità di quello che rappresenta la soppressa nella storia del nostro popolo. Rientriamo in questo studio ideale dedicato al quarto meeting del metadistretto della bioedilizia. Siamo ancora al Cavanis a Possagno. Mentre i lavori continuano, abbiamo la testimonianza dell'assessore alle attività produttive di provincia di Treviso, Michele Noal. Buona giornata. Allora, una provincia di Treviso, Noal, che è diventato modello Treviso nella bioedilizia. Cosa significa? Tutti parlano di bioedilizia, di bioarchitettura, di sostenibilità, ma sono concetti un po' a volte anche vuoti o che rischiano quantomeno di essere utilizzati malamente da chi invece vuole fare affari con facilità. Vogliamo fare chiarezza. Allora siamo partiti dal dire, bene, dobbiamo prima di tutto fare formazione e il nostro sistema Treviso prevede di formare gli operatori del settore, dai professionisti fino ad arrivare all'ultima impresa, quindi l'impresa che costruisce, ma anche gli installatori, ma anche coloro che installano le vetrate piuttosto che le costruiscono, fino alla certificazione anche di materiali che vengono utilizzati per l'edificato. Informazione ai cittadini, siamo in fase di preparazione di una guida che arriverà a tutte le famiglie della provincia di Treviso. Come lo facciamo? Attraverso l'istituzione degli elenchi, li terrà la provincia di Treviso insieme alle associazioni firmatarie del protocollo, li terrà quindi gli elenchi dei formatori, dei professionisti, delle imprese. Questi saranno portati all'attenzione del pubblico, che potranno scegliere tra queste persone che appunto hanno ottenuto un'abilitazione. Una sorta di disciplinare di produzione dove ci sono poi quelle garanzie che tutti noi vogliamo, ovviamente. Esattamente. Il bello della certificazione che stiamo portando avanti è questo. È una certificazione che non sarà a posteriori, cioè non si andrà a valutare che cosa consuma l'edificato, qual è la sostenibilità alla fine, ma vogliamo partire fin dall'inizio, quindi fin dalla progettazione, fin dalla presentazione della pratica alle singole uffici comunali, con delle verifiche sul campo. Questa è la garanzia che avrà il cittadino. Ci saranno i nostri tecnici che controlleranno almeno 3 volte il progetto, poi l'uscita all'inizio del cantiere, a metà del cantiere fino alla fine. Ma proprio in chiusura quindi ci saranno 4 marchi. 4 marchi, targa base, targa bronzo, targa argento e targa oro, massima qualità. Ultimissima davvero, la nuova casa dei Trevigiani, la nuova provincia di Treviso è costruita in bioedilizia? Questa lei mi sta estorcendo una chicca, un'anticipazione. Stiamo preparando proprio lì, nella nuova casa di Trevigiani a Sant'Artemio, un edificato. Lo stiamo verificando proprio con una di queste certificazioni. Davvero grazie a Michele Noal, grazie davvero quindi a Provincia di Treviso, esempio per i trevigiani. Noi siamo arrivati alle conclusioni e ci vediamo come sempre la prossima settimana, stessa ora, stesso giorno e stessa rete televisiva. Alla prossima. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.